Cengiz Pio nasce a Platiskis di Taipana nel 1939 e risiede nel Canton Ticino. Dopo il diploma di tipografo linotipista, presta servizio militare nella Brigata Giulia, presso in particolare Genio Alpini. Inizia a lavorare presso le arti grafiche di Udine. Nel 62, su richiesta del quotidiano Corriere del Ticino, si trasferisce in Svizzera e per 40 anni lavora allo stesso quotidiano come linotipista, fotocompositore e correttore di bozze. Dal 77 è presidente del Circolo del Ticino dell'Unione Migranti Sloveni e dall'88 anche della Federazione Europea dell'Unione. È stato promotore di molte iniziative di carattere umanitario, a cominciare dalla raccolta di fondi per il Friuli colpito dal terremoto. Molto legato al paese d'origine, ha fatto restaurare la Via Crucis in lingua slovena della chiesa di Platiskis e ha anche creato la locale Pro Loco, stimolando i giovani ad una fattiva partecipazione alla vita sociale e culturale del paese. Durante e dopo la guerra in Bosnia ha collaborato alla fondazione dell'associazione Suada Dilberovic, attraverso la quale donne bosniache hanno potuto presentare i loro prodotti artigianali alla fiera Primexpo di Lugano, con l'associazione Aiuto Svizzero alla pace in Bosnia. Ha collaborato alla spedizione di camion di aiuti e medicinali per svariate migliaia di euro, ed in questo si è avvalso della collaborazione della scorta dei carabinieri di stanza a Sarajevo. Attualmente è impegnato anche con l'associazione Amigos de los Niños che opera in Honduras. La motivazione è la seguente: per essersi reso protagonista di numerose iniziative miranti alla conservazione e alla valorizzazione dell'identità culturale dei suoi corregionali di lingua slovena. È promotore di numerose iniziative umanitarie nei suoi 50 anni circa di residenza in Svizzera, nonché per aver dato un consistente contributo alla rinascita del suo paese d'origine dopo il terremoto ed essere stato parte attiva in molte iniziative culturali e sociali nella terra da cui aveva dovuto emigrare.